costringono la città alla resa, ma non impediscono la fuga del duca della Sicilia e di altri aristocratici che si rifugiano in Corsica prima e poi in continente. Li guida l'avvocato Sassaresi Sassunumulla, è stato già detto, e il notaio Francesco Cilopo, quello che sarà ucciso nel 1802. Cosa fanno l'avvocato e il notaio? Si limitarono ad arrestare l'arcivescovo della Torre e il governatore Santuccio, con i quali si dirigeranno verso Cagliari. È importante questo dato e in parte con questo esempio io rispondo all'interrogativo. I moti del 95, a differenza di quelli del 93, che in genere erano guidati da gruppi interi ai villaggi e in genere erano sommosse, quelli del 95 sono preceduti da un'intensa attività di propaganda, non solo antifeudale, ma anche politica. Infatti, insieme alle ribellioni delle campagne, si darà vita, anche questo lo diceva Cagliari, ai cosiddetti strumenti di unione, ovvero di patti fra le ville e i paesi. Il primo patto è stato proprio fra Fiesi, Voluta e Remule. Il 24 novembre seguiranno altri patti fra Ponorma, Semestene e Rebecco. Cosa dicevano questi patti? Giuravano le persone di non riconoscere più alcun feudatario. Quindi siamo già a un livello oltre quello puramente economicista. A quello seguirono altri patti federali. Il 17 marzo del 96, il mio dato è superiore a quello di Cagliari, ben 40 villaggi nel capo settentrionale, confederandosi. Tenete presente questo dei patti e delle federazioni e confederazioni tra di loro, in parte per capire il fallimento di Angioli. Confederandosi, giurarono solennemente di non riconoscere più né di voler dipendere dai baroni. Questi patti li riconoscerà proprio Giovanni Maria Angioli in una lettera al viceré e li giustificherà partendo dalle condizioni drammatiche in cui viveva.